Buon pomeriggio da Luigi Falqui con l'immagine a cura di Riccardo Carta e Latte Dolce Cinzia Albalonga, la sesta giornata del girone G di Serie D. Latte Dolce alla caccia della prima vittoria, la cerca oggi davanti ai suoi tifosi. Gli ultimi urli di carica e si va, è cominciata. Latte Dolce Cinzia Albalonga. Tinti, palla in avanti, l'idea era per Rinaldini, non trovato, può provare allora adesso con Pulina andare avanti. Latte Dolce, idea per Castro che può arrivarci, può puntare col mancino. Castro 1 contro 3 e una gabbia, palla ancora buona però per il finta anzi sul sinistro di Pulina che adesso gioca per Loru. Conclusione da fuori, tentativo di Orlando che si spegne alto sul fondo. Fino qui quasi si gioca più con la paura di subirlo e con la voglia di segnare il gol. Riola e Bensaglia ancora una volta, sempre col tocco, questa volta cross sul primo palo, palla che sfila, conclusione che gira e arriva il gol, ma è fuori gioco. Adesso si può andare. Direttamente Riola in mezzo, la palla che passa sul colpo di testa di Ciccioni. Cross più lungo, colpo di testa in rete, ha segnato D'Angelo, avanti il Cinzia Albalonga al 35esimo, bravo a smarcarsi, riuscendo a staccarsi dalla marcatura e poi palla che è andata dritta sulla sua testa, ha dovuto soltanto girarla. Siamo già a 56 minuti di partita, anzi 57 se contiamo il minuto di recupero nel primo tempo. Boschi non ha mai dovuto effettuare una parata se non un'uscita su un cross. Per lui fino a qui giornata facile, per ancora lunga. Intanto però Galazzini può andare 1 contro 1 con Mudado. Galazzini sul destro, forte per il 2-0 delle Cinzia Albalonga, trovato nell'apertura e poi vincitore dell'1 contro 1 con Mudado. Stava facendo la partita del Latte Dolce con il cinismo, però il Cinzia Albalonga si mette a +2. Mudado prova a provare da solo, prendere spazio, adesso allarga per Cone, 1 contro 1 con Galazzini. Cone, nuova finta, ne ha 2 davanti, diventa difficile così. Pulina, a vedere la porta, calcia Pulina, Boschi in 2 tempi, palla che resta lì, potrebbe provare a calciare Orlando, c'è fuori gioco. Tra l'altro un cambio che sarà per parte, mentre intanto è schema per Loru, che ha sbagliato sport in questo caso, non è rugby ma è calcio. Conclusione altissima e va a lungo. Una colpita Baracca, poi Latte Dolce in pressione con Loru che resiste, passa, calcio in porta Loru. Boschi sono in 2, Odianose sulla linea, il salvataggio, c'era fuori gioco. Con le mani in caveccia, vediamo se prova ad andare lungo, sceglie sempre corto. Ora il cross, Odianose, ci dovrebbe essere l'angolo, conferma l'assistente. Tutti a schiacciare avversari verso l'area piccola, il cross e il gol, ha segnato Sorgente, 1-2. E c'è ancora una partita, 5 minuti più recupero e Latte Dolce può provarci, perché quasi sempre ignorano. Rimane Giulianini, si gioca, Odianosi in mezzo per Sorgente, Sorgente trova la doppietta, Sorgente si toglie la maglia, sarà ammonito, ma adesso è festa per Latte Dolce. Era un pomeriggio buio, è diventato luce con la doppietta di Simone Sorgente. 2-2 qui al campo principale, ancora però il fisico di Odianose e poi lo spirito da attaccante di Sorgente. Cross verso l'area, Odianose trattenuto con la testa, palla in angolo. Buonasera dice, è tutto buono. Chance alla bandierina, corre Corcione, battuto subito, deve riposizionarsi Cinzia Albalonga, può esserci l'ultima grande chance, pallone in mezzo e più un tiro quello di Corcione.
Anzi no, fischia 3 volte Gaetano, buonasera. Direttore Fantoni, siamo al termine di una partita in cui la Tetoce ha avuto un doppio volto, una squadra che comunque ha tenuto tanto il pallone senza però essere concreta nel momento decisivo, ma che comunque ha mostrato sempre un'altra difficoltà, ovvero quella di subire tanti gol. Poi grazie comunque al carattere e a un sorgente, oggi in giornata siete riusciti a riportare la gara sul binario giusto. Beh, guardi, l'analisi che ha fatto intanto buongiorno, anzi buonasera. Analisi perfetta, sì, obiettivamente oggi è partita, a mio modo di vedere, brutta, non bella, da ambo le parti. Ho visto pochissime azioni, pochi tiri in porta sia da una parte che dall'altra. Quello che insomma mi fa specie è che noi purtroppo per l'ennesima volta ci fanno 3 tiri e subiamo 2 gol. Questo è quello che dove probabilmente dovremo lavorare ancora meglio, nonostante il mister ci stia provando a tutti gli allenamenti, sulle palle inattive soprattutto, perché anche oggi abbiamo subito il primo gol, se non ricordo male era una palla inattiva. Questa è una pecca, la squadra è molto giovane, ribadisco, non voglio che sia una scusante, però non puoi sempre andare a inseguire, cioè oggi la partita mi ha ripresa veramente, grazie insomma all'inserimento dei 2 attaccanti che erano convalescenti da un po' di tempo, sono rientrati nella seconda parte di gara, per fortuna abbiamo avuto un sorgente in grande spolvero e oggi con la sua doppietta abbiamo portato a casa un punto importante, però ribadisco, c'è qualcosa che va assolutamente rivista, perché subiamo, questa è la 7ª partita se non ricordo male, ed è l'ennesima partita dove subiamo gol. E oggi ci è andata bene la mia ripresa, è anche andata bene domenica scorsa, con tutte le attenuanti, perché stiamo giocando già un po' senza attaccanti, abbiamo 4 attaccanti, 2 e 4 infortunati, oggi c'è stato il rientro appunto di sorgente di Iodanose, però se tu non subisci gol, eventualmente le partite male che vadano, se non fai gol, le porti a casa con uno 0-0. Oggi io l'ho vista veramente brutta, partita che a me non è piaciuta. Obiettivamente mi aspetto meglio, abbiamo ampi spazi di crescita, è evidente perché la squadra è molto giovane, però dobbiamo registrare ancora tante cose, soprattutto nel reparto, come dire, a mio modo arretrato, perché è vero che non è solamente, forse è solo colpa della difesa, perché insomma si difende con gli attaccanti, si inizia lì a difendere, ma sulle palle inattive io vedo anche oggi l'ennesimo gol. C'è qualcosa che non va bene, insomma va rivista e speriamo di trovare subito la soluzione. Ecco, infine c'è un'altra domanda che volevo farle, perché dalle sue parole da un lato c'è comunque soddisfazione perché questa rosa ha il potenziale, però questo potenziale, stando a quello che ha detto, non viene sfruttato al massimo. Quello che le chiedo è soddisfatto di questo inizio? Obiettivamente, ad essere sincero, a mio modo di vedere ci mancano almeno 2 punti, almeno per quello che io ho visto. I 2 punti che ci mancano secondo me sono quelli dell'Olbia nel derby, dove una partita chiusa, 2-0 in vantaggio, ti sbagli un rigore, potevi andare sul 3-0 e finiva lì la partita. Però ripeto, non puoi sempre andare ad inseguire, le partite possono anche finire 0-0, no? Oppure faccio un gol e mi porto a casa il risultato. Se invece continua a subire c'è qualcosa che non funziona. Ripeto, i margini di miglioramento sono tanti perché la squadra è giovanissima, probabilmente io mi auguro che si dia un'accelerata perché insomma nel frattempo le partite avanzano, insomma il campionato non ti aspetta e oggi è fondamentale portare i punti a casa, ma non bastano solo i pareggi a questo punto. Mi sta bene il pareggio in casa, ma io, in casa scusate, fuori casa, ma io in casa devo portare a casa la vittoria qualche volta e ancora non si è vista. Ecco, parliamo comunque di un tema che ha toccato, che è un tema comunque importante, anche che è quello della difesa. Comunque in difesa ci sono giocatori che hanno comunque esperienza, come Capitan Cabecia, come Riccardo Pinna, che comunque ha giocato la Serie C con la Torres. In cosa secondo lei comunque si deve migliorare? È solo questione di atteggiamento oppure secondo lei serve qualche altro innesto in più? Intanto serve qualche altro innesto perché siamo cortissimi in difesa, se manca uno dei 2 centrali over non abbiamo cambio obiettivamente, parlo di over. E tra l'altro noi la difesa è formata dai 3 fuori quota, abbiamo un portiere più i 2 esterni, sono tutti quanti giovani, per carità i 2 centrali possono tamponare ma forse non basta.
Soprattutto ci sono anche quelle situazioni dove tu trovi un avversario che magari è rapido e tu hai due corazzieri in difesa e forse anche loro vanno un po' in fatica qualche volta. È evidente che non abbiamo molte alternative, quindi secondo me siamo corti e ci vuole un difensore di gamba, ma l'ho già detto da tempo, lo sappiamo perfettamente quelli che sono i nostri limiti, e forse anche qualcosina a centrocampo proprio in regia, perché manca anche lì a mio modo di vedere l'uomo che guida, diciamo così, e dà i tempi e detta i tempi alla squadra. Detto questo, sapevamo perfettamente tutto dall'inizio, speriamo di crescere con il materiale che abbiamo e nel frattempo ci stiamo guardando intorno, obiettivamente questa è la situazione. Mister Ferrazzoli, siamo al termine di una partita che sicuramente non la lascia soddisfatto, perché si era messa in un ottimo modo, perché comunque siete andati avanti sul 2-0, poi nel finale la doppietta di Sorgente che comunque vi fa tornare a casa con un punto, però un punto amaro. Cosa è mancato secondo lei nel finale? Ma è mancata l'esperienza, quello che la nostra squadra sta acquisendo man mano che passano le partite. E nelle prime due partite abbiamo accusato qualche scompenso sotto questo punto di vista con Sarnese e Puteolana, poi c'è stata una crescita che è stata dimostrata anche oggi, perché fino al momento del 2-1 la squadra si era ben comportata, non aveva corso pericoli, c'è da mettere in preventivo anche il ritorno del Latte Dolce, che perdendo in casa si è sbilanciata molto davanti, però come avevamo fatto molto bene prima abbiamo fatto molto male nel momento in cui c'era da gestire il risultato. Lo sanno, sono i primi a essere rammaricati e questo mi dispiace, perché con i 2 punti avremmo avuto una classifica importante alla vigilia delle 2 partite con Guidoni ed Anzio che ci teniamo a ben figurare come stiamo facendo in questo campionato. Avete fatto un tour sardo in queste 2 settimane, tra appunto l'ultima giornata e questa. Qual è lo step di crescita in più del suo Cinzia, che deve fare per affrontare queste gare importanti contro avversari che stanno facendo altrettanto bene? Deve essere meno ingenuo, deve essere un pochino più scaltro nei piccoli particolari che fanno la differenza, perché sul calcio d'angolo che viene il gol del 2-1 c'è sta un mezzo rimpallo e non lo so se è nostro o loro. In ogni caso si poteva cercare di evitare il calcio d'angolo, poi dal calcio d'angolo nasce il primo gol, nasce una situazione dove stiamo fermi 5-6 minuti e già era successo a Pozzuoli, eravamo 2-2, dopo 10 minuti di pausa dove Boschi si era fatto male abbiamo preso il gol del 3-2 e quindi diciamo diamo la colpa all'inesperienza, all'età, però sono ragazzi che 24, 25, 22, insomma se riusciamo a limare questi errori e ad essere un pochino più scaltri nei particolari che fanno la differenza, secondo me possiamo toglierci grandi soddisfazioni, anche perché non ho nulla da rimproverare sotto il punto di vista dell'approccio e di come è venuta. Abbiamo giocato contro una squadra che sapevamo che ci aspettava, che viene da 4 pareggi consecutivi, non ha ancora vinto una partita, quindi sapevamo delle difficoltà. Fino al 2-1 diciamo che abbiamo giocato 87 minuti in una buona partita, però ci lascia molto amaro in bocca, senza fare drammi, ma molto amaro in bocca. Ora sovrapposizione premiata di Piacente sul secondo, De Cenco la schiaccia sul palo, poi ancora il brasiliano segna ancora Caio De Cenco, secondo gol in campionato. Samotti calcia in porta, Renna fa la prima parata del suo campionato, c'era comunque il fallo che adesso apre l'Axir per l'1 contro 1 con Piacente, la sposta il marocchino quasi zona tiro, adesso in porta alto l'Axir, Liurni va sul secondo, buona palla, alto Belli la prende, poi Renna deve smanacciare sopra la traversa, palla, occhio De Marcus col piazzato, Bonucci al rinvalzo, gran caos, alla fine De Cenco la scippa, ora sul destro per la porta. Iniziano adesso i secondi 45, i padroni di casa per trovare la prima vittoria, la Sarnese, per evitare la sconfitta. La Briola, 1 contro 1, sposta, va in mezzo, cercato Rossetti, grande intervento anche di Renna, allora sputa via l'attaccante, adesso va all'11, veloce, porta, sposta, va in mezzo, deviazione, calcio di rigore, fischia Santeramo.
parte Attili, gliela para Bonucci, poi ancora Attili. La prima volta non basta, la seconda è quella giusta. L'Atletico Uri va sul 2-0. Dall'11 sul mancino per la porta, Renna para, respinta centrale. Adesso in porta il tocco di Labriola, l'ha toccata da terra Lautaro Fernandez, preso in fuorigioco. 1, 2 e 3 i fischi di Santeramo, ma anche i punti per l'Atletico Uri. Sì, come avete detto, grande partita, preparata molto bene in settimana e oggi si sono visti i risultati. Abbiamo rischiato pochissimo, abbiamo giocato da squadra e va bene così. Speriamo di continuare. Bravi ragazzi. Oggi avete trovato la squadra con questo 4-2-3-1 che a volte diventava 4-1-4-1, una squadra vostra che si conferma estremamente flessibile dal punto di vista tattico e questo può essere un grande pregio vostro e un grande problema anche per chi va a preparare le partite contro l'Atletico. Speriamo sia un grande pregio nostro, ovviamente. Sì, abbiamo trovato, speriamo, la quadratura giusta soprattutto per i nostri elementi e basta. Abbiamo le giuste distanze ora, cosa che prima facevamo molta fatica a fare e va bene così, continuiamo, adesso si festeggia e si pensa alla prossima che sarà altrettanto impegnativa come oggi. Prossima gara l'ha accennato lei, si gioca contro il Latte Dolce, classifica alla mano, è già una partita pesante con punti, salvezza in palio. Sì, i punti sono importanti dalla prima all'ultima giornata, andiamo a giocare un derby, speriamo in casa, ancora non si sa, o qua a Usini va bene lo stesso, la prepariamo in settimana cercando di correggere qualcosa che oggi, dico pochissimo, non è andato per il verso giusto. L'ultima domanda allora me la tira fuori lei, cosa è quel pochissimo che non è andato? Beh, soprattutto i giovani che oggi hanno fatto una grande partita, però bisogna trovare ancora lo standard di prestazioni che ci aiuti a crescere ancora e che aiuti a crescere loro e la squadra soprattutto. Sì, guarda, sono arrivati i nostri primi 3 punti del girone, del nostro campionato. Iniziato con delle difficoltà, ma comunque ci siamo sempre allenati forti noi per arrivare a questo, a fare ottime prestazioni fino alla fine ed è un bel respiro. Lavoriamo piano, siamo umili perché c'è ancora tanto da fare. È stato determinante quest'oggi l'approccio alla partita, siete entrati in campo a 2000 all'ora, avete impattato decisamente meglio la partita rispetto ai vostri avversari. Sì, assolutamente, anche perché avevamo proprio bisogno di 3 punti. Perché è difficile arrivare in settimana con una sconfitta, con un pareggio, non è mai facile ripartire la settimana, quindi abbiamo preparato la settimana proprio come se fosse una finale questa ed è andata proprio come volevamo. Per quello che mi riguarda l'ultima battuta è sul prossimo impegno, derby con il Latte Dolce, sono sempre partite un po' più particolari da lei. Beh certo, il Latte Dolce è un buon avversario, però noi siamo pronti perché il campionato dobbiamo farlo nostro, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo e soprattutto non aver paura di nessuno. Al termine della partita ha regalato la prima vittoria in campionato all'Atletico Uri, 2-0 contro la Sarnese in compagnia di Mattia Piacente. Mattia, grande partita, ciliegina sulla torta, l'assist per il gol di De Cenco, che qui da fantacalcio non è assist, ma diciamo che lo è. Vabbè, diciamo che possiamo segnare lo stesso, il +1 possiamo segnare. Una cosa in più, l'importante è che l'ha buttata dentro, che abbiamo segnato e la partita soprattutto l'abbiamo chiusa senza subire gol, rischiando poco e niente se non il secondo tempo su un'azione loro. Diciamo che a trovare proprio l'unico neo, forse più di 10 minuti del secondo tempo, è veramente una piccolezza, se parametrata una partita. Sì, ci sta contro una squadra come la Sarnese, molto forte, con tanti nomi come Uliano, Altobelli, Vecchione. Ci sta a subire 10 minuti, anzi sono anche pochi su 90, però in casa nostra abbiamo fatto capire che qua devono sudare per prendersi i 3 punti. L'ultima cosa, anzi
due, per quello che mi riguarda, una battuta sulla prossima partita contro il Latte Dolce e poi una su questo 4-2-3-1 che diventava 4-1-4-1. Anche dal punto di vista tattico, a mio modesto parere, avete fatto una grande partita. Sì, allora sul Latte Dolce i derby sono sempre più sentiti, già l'abbiamo sfidato in Coppa Italia, sono una buona squadra, però li conosciamo e metteremo tutto per portarci a casa anche il derby. Invece sul modulo, bene o male 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2, 3-4-3, girando tanto il mister ci ha fatto trovare bene o male una quadra in ogni schema che giochiamo. Quindi diciamo come ci mette, stiamo messi discretamente bene in campo. Buon pomeriggio dallo stadio Zicchina di La Maddalena, dove sta per incominciare la sfida tra Ilva Maddalena e Terracina, valida per la sesta giornata del campionato di Serie D Girone G. Ora viene raccolto da Francia a centrocampo. Francia ha spazio davanti a sé, cerca di accentrarsi e prova il tiro, un tiro angolato che Gabriele Uva, classe 2004, raccoglie con bravura, in decisione in campo. Poi è molto bravo il portiere, che però attenzione, c'è stato un pasticcio del portiere. Serve Ribeiro, ancora Chiuobo sul pallone, tanti stranieri nell'Ilva Maddalena, una multinazionale. Ora pallone su Blažević, Blažević allarga molto bene su Ferrara che ha tanto campo davanti a sé, potrebbe anche provare il tiro, eccolo qua, traversa di Ferrara, traversa di Leonardo Ferrara, filtrante che poteva trovare un compagno di squadra solo a centro area. Ribeiro lungo in direzione di Blažević, Blažević fa a sportellate con due, attenzione, arriva Lobrano, limite dell'area, allunga palla, è un'altra clamorosa occasione. Questa è una clamorosa occasione perché è stato eccellente l'assist di Lobrano per servire la corrente Alvarez. Il traversa colpita da Francia e poi la grandissima occasione non concretizzata attenzione, c'è adesso Blažević, anche Blažević è frettoloso nel tiro, costruisce questa manovra con buona questa manovra del Terracina, con il capitano che prova questo tiro. È il primo tiro nello specchio della porta del Maddalena, lo scaglia Raffaele Di Martino, il giovane Leonardo Ferrara, ancora lui sul pallone. Bello questa trivela con cui cerca di servire il pallone. Attenzione, Ribeiro in area, palla di esterno destro alta sulla traversa, quindi ancora una volta nasce dai piedi di Ferrara una bella iniziativa che allarga palla. Bella questa manovra della formazione laziale, non viene contratto il giocatore palla al piede, quindi si arriva al limite dell'area. Ora ancora Vecchio, questo gran tiro, gran gol, bellissimo gol di Giuseppe Pecchia, splendido gol di Giuseppe Pecchia, veramente un gran gol. Giuseppe Pecchia, classe 2004, ha ricevuto il pallone sulla tre quarti, Facundo Maitini che però viene anticipato, 2 contro 3. Attenzione a questa azione di rimessa con Esposito che se ne va, mette palla in mezzo, grande opportunità, pallone ancora in mezzo, incredibile salvataggio sulla linea. C'è questo ottimo recupero da parte di Facundo Maitini che poi cerca di lanciare Blas Tapparello, attenzione, backdoor per Tapparello, in posizione di cross, pallone in mezzo, attenzione, la squadra di casa ospite riesce a districare questa manovra. L'arbitro quanti minuti accorderà? Non meno di 8 se contiamo tutte le sospensioni ci sono state. Attenzione, pallone in area e grande opportunità con Di Pietro che di testa, ecco questo è il primo intervento del portiere ospite nella ripresa, molto bravo Gabriele Uva. Ospite ormai saltati tutti gli schemi, una squadra arrembante, una che si difende, palla alla Minture ma è circondato da avversari, serve bene questo pallone, attenzione, limite dell'area, arriva Facundo, alta questa palla, altissima, l'Ilva Maddalena non trova la misura. Lo stremato Ferrara, uno dei migliori della squadra di casa. Ora questo lungo lancio in direzione di Pietro, Di Testa a centrale per attenzione, pallone che sfiora il palo ma è angolo. Quindi 54 in questo momento, penso l'arbitro farà giocare ancora un minuto, non di più. Siamo già nel recupero del recupero, ma chiaramente siamo fermi da
almeno 1 minuto e mezzo. Ecco qua, pallone in area e ci prova Accetto, bel tiro, ed ecco il triplice fischio con l'entusiasmo motivatissimo dei giocatori del Terracina che portano via l'intera posta dallo stadio Salvatore Zicchina di La Maddalena. Mister Cotroneo, dopo la partita persa con l'Alba Longa, si era detto, a proposito, era eliminare degli errori che purtroppo abbiamo rivisto, errori in fase di conclusione, in fase di precisione. Un buon gioco, ancora una volta l'Ilva ha creato tante occasioni, ma siamo qui a leccarci le ferite per questa sconfitta. Purtroppo sì, però c'è qualcosa che non va e purtroppo bisogna prendere provvedimenti, perché a questo punto le responsabilità sono tutte mie assolutamente, però bisogna che cominciamo anche a prendersi delle responsabilità anche i ragazzi, perché se no sembra sempre che qualcuno bisogna che siamo più attenti, più concentrati, ci alleniamo meglio, perché se no a questo punto quasi non ci credo, perché noi da dentro l'area non prendiamo neanche la porta e gli altri da 30 metri ci fanno gol, quindi devo fare i complimenti alla squadra avversaria, ma veramente sinceramente non capisco cosa sta succedendo, perché poi abbiamo anche dei ottimi giocatori, quindi non è che sono giocatori, però purtroppo qui la differenza è fare gol. Noi facciamo una grande fatica, arriviamo lì dentro l'area di rigore, perché se non fossimo arrivati mai lì io oggi stavo qui a dare le dimissioni ovviamente. E invece c'è un grande rammarico, perché pure oggi abbiamo fatto la partita, siamo stati dentro l'area di rigore, abbiamo creato, però c'è qualcosa che non va bene e quindi bisogna analizzare bene a fondo quello che cos'è che non va così bene. Ecco, avversari che, come era accaduto con la Lodigiani, hanno avuto stavolta 2 occasioni, non una, però ecco, un gol e un gol sfiorato. Ecco, forse dobbiamo cercare di tendere a questo cinismo, a questa capacità di sfruttare le occasioni. Noi, ricordo la partita col Savoia, ma anche altre, costruiamo tanto ma non troviamo, ecco, il gol, che è la cosa che conta. Diciamo la cosa più difficile da fare, ma sicuramente dobbiamo un attimo rivederci un attimo e vedere se, perché a questo punto io metto in discussione tutto, perché se no qui non se ne viene fuori. Bisogna vedere a questo punto se i giocatori sono adatti a questa categoria, perché a questo punto, ripeto, io mi prendo sempre tutte le responsabilità di tutti, però bisogna pure andare avanti e cercare di risolversi i problemi. Qui mi sembra che fra tutti gli attaccanti, a chi più chi meno, gli sono capitate 2 o 3 occasioni davanti alla porta per far gol, e questo non lo facciamo, quindi bisogna che ci diamo una svegliata. Io per primo sicuramente a trovare le soluzioni migliori, ma anche loro penso a darsi una svegliata e a mettere qualcosa in più, sia negli allenamenti e soprattutto nella partita. Qui mi sembra che manca solamente quel pizzico per fare la differenza, però 6 partite sono troppe per fare questo. Siamo una squadra che nonostante tutto abbiamo perso 4 partite e siamo ancora più 1 sui gol, quindi quando le creiamo e facciamo gol ne facciamo tanti, ma a volte ne basta anche mezzo. Quindi pure oggi siamo qui a leccarci le ferite e a dire che potevamo, però le partite possono finire anche 0-0. Quindi questo è il più grande dispiacere che ho e sono molto arrabbiato, è questo. Perché se non riusciamo a vincere partite bisogna fare in modo anche di non perdere. Invece purtroppo non siamo capaci a gestire il momento, a gestire la partita, a gestire certi palloni che ti possono far respirare. Invece noi cerchiamo sempre di far gol, è vero che non lo facciamo, però è pure vero che possiamo anche non prenderlo. Ecco, ti ringrazio per la tua disponibilità, sempre presente nella buona e cattiva sorte. Ultima cosa, 2 partite in 10 giorni, sabato in trasferta col Gelbison, mercoledì arriva la Sarnese, momento importante, questo doppio impegno sarà sicuramente fondamentale, credo. Diciamo, oggi era una partita importantissima per il nostro campionato, purtroppo l'abbiamo persa e quindi dobbiamo andare a cercare di recuperare i punti che abbiamo perso. Sicuramente sono 2 partite difficilissime con 2 squadre che saranno protagoniste nel campionato, quindi saranno 2 partite molto ma molto difficili. Speriamo che in queste partite difficili riusciamo a tirare fuori il meglio di noi. Ci rimane solo questo da fare, cercare di
lavorare al meglio, cercare di evitare tanti errori che facciamo e di migliorare tanti errori sotto porta che facciamo. Più di questo penso che una squadra di calcio non possa fare. Poi mi rimetto a tutto quello che succede, perché poi il calcio è fatto di queste cose, quindi questo è quanto. Grazie mister, grazie. Buonasera.
Lucas Gatti al termine di Cassino Olbia 2-2. Mister, si è ripartiti con 2 gol di vantaggio, persi praticamente subito, ma sono 2 punti persi e 1 punto guadagnato quest'oggi a Cassino. No, 2 punti persi. Olbia non si può permettere di pensare che un punto è buono. La classifica, pensiamo alla classifica che l'ultimo gioca con il primo, allora si dovrebbe festeggiare il punto. Però soprattutto per come è andata la partita alla fine, io non sono contento solo con un punto. Dovevamo andare via, meritavamo molto di più. Questo è un gioco che l'ha fatto il diavolo, quindi sappiamo com'è. Noi abbiamo fatto 2 gol, talmente in fretta che dopo un po' avevamo qualcosa da perdere. E automaticamente dai metri che ovviamente cominci a giocare nella tua porta e qualsiasi cosa succede, incrementi le possibilità di loro di poter fare quello che hanno fatto. Che margine di crescita ha quest'Olbia? Secondo lei? Lei è ad Olbia da pochissimi giorni, ma qual è il materiale che lei ha a disposizione e che margine di crescita ha? I giocatori sono incredibili, Io so che ho un gruppo di giocatori che è incredibile. Se l'atteggiamento è questo di oggi, e da questo atteggiamento si riparte, meno di questo è inaccettabile in quanto atteggiamento. Dopo possiamo crescere in tantissime cose. L'obiettivo di quest'Olbia qual è? L'obiettivo di Olbia deve essere la Serie C, per la Serie C è l'obiettivo finale. Per raggiungere quell'obiettivo dobbiamo pensare a ogni piccolo obiettivo nella stessa maniera a cui abbiamo pensato oggi a questo obiettivo. Vi sentite in corsa quindi? No, è presto per dirsi non ci sentiamo in corsa, dobbiamo lavorare tanto, abbiamo tante cose da migliorare, tante cose, però senza il cuore e l'anima che hanno mostrato oggi il lavoro sarebbe inutile. Oggi sappiamo che la base è perfetta per fare un lavoro che ci consenta di aspirare ai posti più alti della classifica, però partiamo da qua, da questo atteggiamento. Grazie mister. Piacere. Domanda, penso a dei pilastri che mancavano, Anelli, Maristante, Gonzales, Costanzo davanti, Marroni e Pani hanno giocato per la prima volta, quindi sono orgoglioso, io se l'ho detto ai ragazzi in spogliatoio, non possono, ho le mie arrabbiature, non posso pretendere neanche tanto, sono 2 giorni che sono stato con lui, 3 giorni, gli ho chiesto la loro anima e l'hanno data. E poi sono giovani, più grandi, qua siamo un gruppo fatto da giovani e grandi e chi sta meglio giocherà. E anche un bel numero di tifosi al seguito, cosa vi hanno detto alla fine della partita? I tifosi, noi sempre che possiamo avere i nostri tifosi con noi è sempre un giocatore in più. Sappiamo che abbiamo il supporto di una città importante, e sappiamo che siamo una squadra che deve aspirare a tutto, quindi loro per noi saranno fondamentali.